Una grande tragedia veramente che ci lascia tutti quanti attoniti. Il tema è grande, è complesso e vede molti soggetti in campo. Interventi tanto per la messa in sicurezza delle strade dalla caduta massi quanto per i pericoli causati dall'attraversamento della fauna selvatica. Per quest'ultima fattispecie gli incidenti hanno raggiunto il livello di guardia praticamente almeno uno al giorno lungo le strade della Gordino e Alto Gordino, Cadore, Cortina, Feltrino e Basso Feltrino. Si tratta per lo più di investimenti di cervi e caprioli, ma le statistiche riportano anche altre specie di selvatici, quali mufloni, volpi, tassi e lepri. La tragedia di questa mattina alla Stanga richiama l'urgenza di interventi finalizzati almeno alla mitigazione del rischio. Ci siamo mossi come provincia di Belluno organizzando un incontro con i soggetti gestori delle strade, ANAS Veneto Strade. Abbiamo suggerito che bisogna fare un passo avanti. Un passo avanti rispetto al protocollo in vigore che prevede nel caso della realizzazione di opere stradali anche la presenza di zoologi e biologi, la cui consulenza risulta fondamentale per l'individuazione di passaggi faunistici. Sono attraversamenti dedicati, questi corridoi faunistici in cui con dei soprapassi o dei sottopassi, delle gallerie semplicemente, queste strutture vengono attraversate, appunto permettono il passaggio su un piano diverso rispetto a quello stradale. Un problema già affrontato in passato con strutture nuove, come accaduto durante la ristrutturazione della provinciale fra Belluno e Ponte nelle Alpi da alcuni anni, dotata di un sottopasso che ha praticamente azzerato gli incidenti causati dall'attraversamento di fauna selvatica.